Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i principali argomenti. Investe con l'auto 2 donne nei pressi di una casa di cura alla zona industriale di Catania. Una è morta, l'altra è gravemente ferita. Fermato il conducente, 3 erano arrivati insieme. Sparatoria al viale Bummacaro a Librino, 20enne raggiunto all'addome da un colpo di pistola in prognosi riservata. Il ferimento non sarebbe collegato alla criminalità organizzata. Palermo, seconda città d'Italia per rincari, prezzi alti anche nei mercati storici. Qui ormai si vende solo street food, lo sfogo dei commercianti. Siamo in via di estinzione. Si torna alle urne per i ballottaggi in 4 comuni siciliani. Domani e lunedì si vota per eleggere il sindaco a Siracusa, Cireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina. A rischio l'alta velocità fra Palermo e Catania. I ritardi sui progetti del PNRR potrebbero indurre il governo a dirottare i fondi su altre opere. Comincia la stagione dei tuffi, inaugurata la spiaggia libera numero 3 alla Playa di Catania con servizi, punti di ristoro e raccolta differenziata. La prossima settimana toccherà alle altre 2 e ai solarium della Scogliera. Sport e Coppa Italia di Beach Soccer, il Catania conquista le semifinali. Oggi pomeriggio la sfida contro il Città di Milano, vale la finale. Buongiorno e benvenuti a questa edizione. C'è un'ultima ora, una donna è morta ed un'altra è rimasta gravemente ferita dopo essere state travolte da un'auto questa mattina intorno alle 12 nella zona industriale di Catania, non distante da una casa di cura. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivate la polizia stradale e diverse pattuglie della polizia che hanno transennato la zona, come vedete in queste immagini, per effettuare i rilievi di legge. La donna ferita è stata portata in ospedale per i primi soccorsi. Da chiarire e non priva di punti oscuri la dinamica della vicenda. Indaga la polizia che ha posto in stato di fermo l'investitore, il quale avrebbe legami personali con una delle 2 donne. E si torna a sparare a Librino. È in prognosi riservata un giovane ferito a colpi di arma da fuoco sul viale Bummacaro. Indagano i carabinieri che escludono legami con la criminalità organizzata. Sentiamo Tonino De Mana. Il profilo del ferito, incensurato, lascia pensare che il fatto non sia legato alla criminalità organizzata, ma ad un episodio riconducibile a dissidi di natura privata. Si muovono in questa direzione i carabinieri di Catania che stanno indagando sulla sparatoria avvenuta ieri sera nel quartiere di Librino. Erano da poco trascorse le 23 quando un ragazzo di 21 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava sul viale Bummacaro all'altezza del Civico 6. Il giovane, trasportato d'urgenza con un'ambulanza del 118 al vicino ospedale San Marco, si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico resosi necessario per asportare la milza. Un solo il proiettile sparato che lo ha colpito all'addome dopo aver perforato il braccio. Non è ancora chiaro il momento del grave fatto di sangue, con i carabinieri della compagnia di Fontanarossa che stanno scandagliando la sfera personale del giovane. L'unica certezza degli investigatori è che il 21enne non apparterrebbe ad alcun sodalizio criminale. L'ennesima sparatoria a Catania ripropone il tema della sicurezza. Proprio ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi e da cui ha preso parte anche il neosindaco Trantino, assicurando maggiori risorse in termini di uomini e mezzi per il presidio del territorio. Si è subito chiuso il cerchio attorno all'autore della sparatoria alle porte di Ortigia. La squadra mobile di Siracusa ha infatti arrestato un 22enne incensurato che a bordo di un furgone ieri mattina ha sparato un colpo di pistola colpendolo ad una gamba ad un giovane che sostava davanti ad una bancarella del pesce. Il movente del ferimento è ancora al vaglio degli inquirenti. La pistola, la vedete, è stata rinvenuta dagli agenti insieme ad alcune cartucce. Palermo è una delle città italiane dove l'inflazione si fa sentire maggiormente. Il capoluogo siciliano infatti è la seconda città più cara d'Italia per aumento dei prezzi. Siamo stati in uno dei mercati storici della città per verificare appunto con Marco Gullà. Avvicinate, sì, avvicinate. Aiuto al mercato a cattare un po' di cibo.
La Sicilia continua a rimanere sotto il gioco dell'inflazione. Nell'isola l'aumento dei prezzi al consumo non smette di aggredire i portafogli delle famiglie siciliane. Palermo è la seconda città più cara d'Italia per i rincari degli ultimi mesi. Così siamo andati in uno dei mercati storici del capoluogo siciliano, quello del Capo, che fino a qualche anno fa era un'oasi del risparmio e che invece adesso ha dovuto rimodulare i prezzi. I primi ci ha danneggiato. I primi. Purtroppo al mercato è troppo cara la roba. La gente che dice? Si lamenta perché è cara. Purtroppo questa è. I cari sono ovunque ormai. Ormai il problema è che non si è capito cosa sta succedendo, perché in realtà credo che ci sia un problema a monte. Cioè il problema secondo me parte dal fornitore iniziale, dall'industria, dai supermercati soprattutto, perché la distribuzione moderna oggi cerca di mantenere più o meno il prezzo, ma in realtà non ce la fanno, anche perché loro devono rispettare i loro margini. Molti turisti, pochi cittadini. I mercati storici di Palermo soffrono l'aumento dei prezzi. Praticamente il mercato in se stesso sta morendo. È diventato qua tutta una zona di street food, si vende solo questo. Gli altri prodotti siamo in via di estensione quelli che facciamo in mercato. Sempre meno palermitani si vede. Sì, certo, sempre meno palermitani, tutti i turisti come lei ben può vedere. Il mercato del Capo poi è abbastanza caro rispetto per esempio al mercato di Ballarò, è molto più economico. Forse perché è diventato un po' d'élite anche il mercato del Capo, non lo so, dico, questa è la mia sensazione. E se prima questo mercato era una strada del risparmio, adesso invece l'inflazione ha cambiato tutto. Il popolo palermitano tengono un pochettino a comprare meno cose per la crisi che c'è. Però la gente viene di meno rispetto a prima. Però grazie al turismo, ringraziando a Dio, che qualche cosina si riesce a vendere. Cosa dice la gente? Che magari è aumentato qualcosa? È aumentato tutto, il doppio, non è che è aumentato qualche cosina, è aumentato tutto il doppio. Sodaxano, giocato bello, sodaxano, ragazzi! Si torna alle urne nel fine settimana nei 4 comuni che non sono riusciti ad eleggere i sindaci al primo turno. Si vota quindi a Siracusa, a Sant'Antonio, a Cireale e a Piazza Armerina. Maglio Viola. Siciliani chiamati nuovamente alle urne domenica 11 e lunedì 12 giugno, ma solo in 4 comuni dove sarà necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. Si tratta di un capoluogo di provincia, Siracusa, 2 comuni del Catanese, Acireale e Aci Sant'Antonio, e uno dell'Ennese, Piazza Armerina. A Siracusa tornano a duellare Ferdinando Messina con le sue 7 liste, tra cui DC, MPA, Lega e Fratelli d'Italia, e Francesco Italia, sindaco uscente, fermo al 23%, con 4 liste civiche. Qui il clima è ad alta tensione, gli apparentamenti che sembravano ovvi sono saltati e sono volate anche parole grosse. Intanto Giancarlo Garozzo, uno dei candidati sindaco rimasti fuori al primo turno, ha realizzato una doppietta. Da un lato la sua lista, fuori sistema da Siracusa, si è apparentata con il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina. Dall'altro in questo modo ha bloccato il premio di maggioranza al sindaco uscente Italia, qualora quest'ultimo riuscisse a vincere il ballottaggio. 2 i comuni del Catanese. Si tratta di Acireale, dove si dovrà decidere tra Roberto Barbagallo, 8 liste civiche e il 34%, e Nino Garozzo, 5 liste con Fratelli d'Italia, Sud chiama Nord, Lega e DC col 26%. Prima l'Italia Lega, qui è il primo partito con oltre il 10% al primo turno. Il secondo comune è Aci Sant'Antonio, dove si sfideranno nuovamente Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Il primo con 4 liste civiche, che ha conquistato il 33% dei voti. Il secondo ha 5 liste con DC e Forza Italia e si è fermato al 30%. In provincia di Enna al ballottaggio soltanto Piazza Armerina, dove la vicenda è uno scontro interno in casa centrodestra, ma con incursione degli uomini di De Luca. Gli abitanti dovranno decidere chi sarà il prossimo sindaco tra Nino Cammarata, arrivato al 32% con 3 liste sostenuto da UDC e Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri, anche lui con 3 liste con DC, Forza Italia e Sud chiama Nord. Quest'ultimo spinto però anche da Forza Italia, che si ferma come primo partito con più del 15% dei consensi. Termini Imerese, finalmente c'è il bando per l'ex Bluetech, obiettivo reindustrializzare tutta l'area che soffre da anni l'uscita della Fiat. Marco Gullà.
Il 15 settembre alle ore 13, questo è il termine per presentare offerte per l'acquisto dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Lo stabilimento nell'area industriale della città dell'Interland di Palermo viene da anni di difficoltà conseguenti la dismissione dell'impianto di produzione di automobili Fiat. Poi il capitolo Bluetech che si è rivelato un fallimento per tutta l'area. Una telenovela a puntate. Lo scorso 4 aprile è stato infine siglato un accordo di programma con il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si spera in una svolta. Chi si aggiudicherà l'acquisizione potrà inoltre contare su contributi per 105 milioni di euro necessari anche per la riassunzione del personale. La pubblicazione del bando deve rappresentare una soluzione industriale concreta per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. 11 anni di annunci e fallimenti. Per queste ragioni verificheremo concretamente l'evolversi di questa procedura. È chiaro che il governo regionale e il governo nazionale di Invitalia devono fare attenzione a quelli che saranno le aziende interessate per reindustrializzare Termini Imerese. Reindustrializzare un'area che soffre da troppi anni. Noi auspichiamo che le proposte fin qui arrivate a livello interlocutorio diventino manifestazioni di interesse vincolante affinché si possa finalmente ripartire su quel territorio, affinché i lavoratori che da anni aspettano di poter ripartire con il lavoro possano avere effettivamente una possibilità. Sono 3 i gruppi industriali che hanno mostrato pubblicamente un interesse per un sito industriale che oltre allo stabilimento ex Fiat comprende anche la fabbrica di piccola lastratura e il sito Plastic Components, già Magneti Marelli. Ha minacciato il figlio con una pistola, poi risultata salve dopo aver danneggiato tutti i mobili di casa. Su richiesta del giovane, i carabinieri di Favignana hanno arrestato una donna di 45 anni per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. All'arrivo dei militari la donna si è barricata in macchina, ha minacciato di investire i carabinieri. Il GIP di Trapani ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta a settimana. Rischia di tramontare il progetto dei treni ad alta velocità tra Palermo, Catania e Messina. 2 dei 5 lotti sono in ritardo e il Ministero pensa di dirottare altrove i fondi del PNRR per evitare che vadano perduti. Sentiamo Maglio Viola. Niente alta velocità fra Palermo, Catania e Messina e fondi del PNRR a rischio. I ritardi sul fronte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno costringendo il Governo nazionale ad una riflessione sull'assegnazione delle risorse per il potenziamento della linea ferrata dello Stivale. Mancano 3 anni al termine ultimo del 30 giugno 2026 imposto dall'Europa per completare le opere previste, ma molti progetti sono ancora in alto mare. E fra i lavori fermi c'è il progetto Alta Velocità Palermo, Catania, Messina. A Roma pensano dunque di spostare somme per 6 miliardi di euro da questi progetti fermi o in ritardo ad altre opere. Ci sono non soltanto la TAV in Sicilia, ma anche il raddoppio della Roma-Pescara. L'elenco è lungo. Per la Sicilia si tratta di 2 dei 5 lotti dell'alta velocità Palermo-Catania-Messina. Quasi metà della tratta mostra ritardi e le risorse potrebbero essere destinate ad opere in fase più avanzata o con maggiore fondi, come la tratta ferroviaria Napoli-Bari, dotata già di un finanziamento di 840 milioni di euro. Stesso destino per i fondi del progetto pugliese, che potrebbero andare invece alla linea ferrata Battipaglia-Taranto o a quella Orte-Falconara che unirà il Lazio alle Marche. Nei giorni in cui il governo nazionale festeggia dunque l'avanzamento dell'iter del ponte sullo stretto di Messina, il rischio è che qualora l'opera fosse realizzata i treni sbarcati in Sicilia si troveranno poi costretti a rallentare sensibilmente, vanificando praticamente tutto. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di duplice omicidio stradale il 42enne che ieri era alla guida dell'Audi che ha tamponato la Fiat Panda che ha poi preso fuoco. Nel rogo dell'auto sono morte le 2 persone che erano a bordo, Giuseppe Nobile di 75 anni e la compagna Calogero Stella di 70. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 640 all'Agrigento Caltanissetta all'altezza del bivio per Favara. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie.
Ed eccoci di nuovo in studio. Dopo 10 condanne non andrà in carcere, lo ha deciso il Tribunale di Termini Imerese pronunciandosi sulla vicenda di un pluripregiudicato di 48 anni che aveva usufruito della sospensione della pena nonostante avesse una lunga serie di precedenti condanne per detenzione di droga, furti, rapine e invasione di edifici. Il Tribunale ha rigettato per una serie di ragioni procedimentali l'istanza del pubblico ministero che chiedeva la revoca del beneficio. Soddisfatto l'avvocato, secondo cui il suo assistito già da tempo ha cambiato stile di vita e ha finalmente trovato un lavoro. Andiamo adesso alla Playa di Catania. Questa mattina è stata aperta la spiaggia libera numero 3. La prossima settimana toccherà alle altre 2 spiagge libere e solarium della Scogliera. Eva Spampinato. Prima giornata di mare? Prima giornata di mare, sì. Siamo venuti alle 7. Come avete trovato la spiaggia? No, abbastanza pulita, sì. Dalle prime ore del giorno è un susseguirsi di arrivi e telistesi sulla sabbia qui alla Playa di Catania. Siamo nella spiaggia libera numero 3, Stromboli, che questa mattina ha ufficialmente aperto i battenti dopo gli interventi di rigenerazione, bonifica e l'allestimento dei servizi. Punto bar attrezzato, docce, bagni, salvataggio in mare. Io facevo altre spiagge sinceramente, però mi hanno invitata a venirci, mi sono trovata bene e ci ritorno. Oggi è un ottimo giorno per fare il primo bagno. Crema protettiva, perché dobbiamo fare vedere ai professori che non siamo andate al mare, quindi ci dobbiamo coprire. E se c'è un segnale inequivocabile che indica che siamo alla playa, è questo. Passa cocco bello che gioia ti fa e dimmi quando cocco vuoi. La spiaggia è ampia e pulita, sono presenti punti di raccolta differenziata diffusi, ma adesso dovranno essere i catanesi e chi usufruisce della libera numero 3 a mantenerla pulita. Finalmente posso dire che la spiaggia viene un po' più curata. E stare attenti a chi butta cartacce, cose eccetera e prendere subito la multa senza aspettare all'anno prossimo. E così forse la gente, come dire, impara. Martedì prossimo toccherà alla spiaggia libera numero 2 Vulcano aprire le porte per il mare libero della playa con gli stessi servizi e una vasta area parcheggio. Domenica 18 sarà la volta della libera numero 1 Etna, la prima del Viale Kennedy provenendo dal Faro Biscari. Sul fronte solarium entro metà della prossima settimana sarà operativo il solarium di Piazza Sciacca proprio di fronte a Piazza Europa e la discesa a mare per disabili di San Giovanni Licuti che quest'anno ha anche una piattaforma molto più ampia e una progettazione più sicura e confortevole. Ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità e poi torniamo per parlare di beach soccer. Ed eccoci allo sport. Il Catania Beach Soccer conquista le semifinali di Coppa Italia. Oggi pomeriggio giocherà contro il Città di Milano. Marco Carli. Prosegue la corsa del Catania Beach Soccer nella Coppa Italia che si sta disputando a Vasto in Abruzzo. I rossazzurri del presidente Bosco arrivano alle semifinali e confermano di poter recitare da protagonisti anche in questa stagione. La partita dei quarti con il Chiavari vinta 7-2 è letteralmente a senso unico fin dai primi minuti. Avvio veemente dei ragazzi guidati da Fabrizio Santos che trovano il gol con B. Martins al quarto. Al settimo irrompe nel match l'MVP dell'incontro. Si tratta di Zurlo che riesce a battere al secondo tentativo il portiere ligure. È un monologo e partecipa alla festa anche Fred. Siamo solo all'8° minuto e la gara è già indirizzata 3-0 per i rossazzurri. Ma non è finita qui. Il primo tempo, che determina il match, si chiude con un'altra rete etnea, questa volta con Giordani, che trasforma al meglio un calcio piazzato. La seconda parte dell'incontro è ancora appannaggio degli etnei. Al quinto Fred vede sul fronte opposto l'inserimento di San Filippo che trasforma 5-0. 2 minuti dopo, lungo lancio di Padiglia per Zurlo, che si inventa una splendida rovesciata, palla alla sinistra di Lepri. Il numero 9 nel terzo periodo trova anche la tripletta personale. A poco, se non a rendere meno pesante il passivo, servono le 2 reti dei liguri. Oggi pomeriggio il Catania Beach Soccer giocherà con il Città di Milano, che nei quarti ha avuto la meglio sul Roma Beach Soccer. Domani in programma la finale che assegnerà la coccarda tricolore e la Coppa Italia 2023. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.